Signore e signori, vi invitiamo caldamente a contribuire all'iniziativa Un Gol per la Vita, presentandovi agli stand appositi. Tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere, ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguio della loro stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. E questa è una struttura a dir poco superlativa. Una cornice perfetta per partite come queste. La partita è già cominciata. Oggi questa squadra deve assolutamente evitare la sconfitta. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Pallone interessante in verticale. Passaggio occhio al tiro e c'è il gol del Napoli. Pazzesco, il tiro aveva un effetto pazzesco. Che tiro pazzesco, ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida, l'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Segnato al 13° minuto, numero 77. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Questo gol potrebbe essere la singola azione più importante di una stagione. Qui cercherà il tiro, un sacco alle spalle del portiere. Gli avversari possono solo prendere il numero di tarda a questo punto. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità e lì hanno davvero fatto la differenza. La gara sembra avere in Milan al calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Qui ho avuto fortuna, io ho visto arbitri mettere mano ai cartellini per molto meno. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Ottima progressione, palla al piede. Prova a darla profonda, nello spazio. Un inserimento perfetto, Fabio. E passa! Può vedere la porta. Non si passa! E il portiere fa il suo dovere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Il portiere allontana il pericolo e trova il compagno. Traversone di salto, un salvataggio molto efficace. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora 0 per gli avversari. E va a colpire di testa. La palla va sul palo. Zielinski tocca in avanti, che occhio al tiro, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. E Alberto, opportunità di ripartire. Osimhen. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione. Ci prova!
finalizzazione decisamente infelice. Era proprio lì, davanti alla porta, ha buttato via l'occasione. Giovane Albert supera il diretto avversario. Grandissima azione. Lobotka si oppone e vince il Ci confronto saranno 3 fisico. minuti di recupero. C'è l'opportunità per il contropiede. Zelinski prova a spingere sulla corsia di sinistra. Se ne va. Osimhen! Ecco la rete! 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Numero 9. Si riparte dal 3-0. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. 3 lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I 3 gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. Politano! Gol! Non sbaglia! Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. Napoli. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Numero 21. A sinistra con il passaggio. Sulla fascia, è libero. Supera dire, prova a tirare. Ha sparato alto. Non si scherza con questo giocatore, ha sfondato centralmente, doveva solo essere più convinto nella conclusione. Elber ha la peggio nello scontro di forza. Tocco preciso, pronto al tiro, la mette in rete. Continuano a punirli senza pietà, c'è da chiedersi quando toglieranno il piede dall'acceleratore. Stanno facendo una partita straordinaria, tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. L'affluenza di quest'oggi è di 71.800. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Zelinski. Osimhen. Può concludere e stava per arrivare addirittura il 6° gol. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il Attenzione, un segno. cambio. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. La gioca sulla destra.
Politano. Anghissà. Mette la palla in avanti. C'è il cross. Va di testa. E c'è il gol. E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis e del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano, almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. C'è il tiro, clamorosa traversa. Conclusione che non trova lo specchio della porta. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Lasciano il campo per il numero 18. Il numero 81. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Il numero 7. Il numero 17. Lobotka. Simeone. Avanza, può tentare la conclusione. Ha segnato. Sta iniziando a diventare doloroso da vedere. La squadra in svantaggio sembra impotente e la difesa non sa che pesci prendere. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in Simeone! Portiere battuto! Rete! Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione. Ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. Ne stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche, Fabio. Certo, se gli avversari non gli mettono i bastoni tra le ruote non è colpa loro. Simeone! Tenta la conclusione. Simeone! Il divario tra le due compagini oggi è veramente notevole. E questo risultato ne è testimone. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. È il momento di alzare i calici al cielo e festeggiare la promozione. E con una grande vittoria, tra l'altro. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Una partita incredibile, una prestazione da incorniciare nel momento clou della competizione. Raggiungere un traguardo del genere in questa maniera vuol dire avere qualità, coraggio, anche un pizzico di giusta incoscienza, Fabio. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento